dal Presepe Vivente di Codevigo, è un'esperienza che ormai ha raggiunto i 5 anni, è la quinta edizione che facciamo. E vi passo Don Michele che coordina un po' tutto il nostro operato all'interno dell'unità pastorale. Sì, il Presepio Vivente appunto è nato 5 anni fa da un piccolo gruppo di persone che si sono ritrovate così a cena e hanno deciso di iniziare questa esperienza. Poi da 25 siamo diventati ormai 150 tra persone che lavorano, persone che fanno figuranti, persone che comunque contribuiscono alla realizzazione di questo evento. E un po' alla volta stiamo crescendo come numero, anche come esperienze di persone che vengono a vederlo. È un'esperienza di famiglia, questo è quello che teniamo, che le persone che vengano si sentano accolte e stiano bene insieme e vivono un'esperienza di comunità, quella che noi tentiamo di fare e di vivere ormai in questi 5 anni.
sughero, prati di muschio, col cesso per neve e lo specchio per fosso, la stella che va. Ecco la greppia, Giuseppe e Maria, lassù c'è già l'angelo di cartapesta che insegna la via, che annuncia la festa, che il mondo lo sappia e che canti così. È Natale, è Natale, è Natale, anche qui la stalla di griccio, con l'asino un bove e i pastori di coccio che accorrono già. Monti di sughero, prati di muschio, col cesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che va. Carta da zucchero, fiocchi di lana, le stelle e la luna, stagnola d'argento, la vecchia che fila, l'agnello che bruca, la gente che dica e che canti così. È Natale, è Natale, è Natale, anche qui. Ecco un presepio giocondo che va per il mondo per sempre, portando la buona novella, seguendo la stella che splende nel cielo e che annuncia così.